Veneto Globe è qui con voi anche oggi, cari amici, care amiche, amanti della cucina. L'abbiamo detto anche l'altro giorno, amanti della cucina, perché la cucina, in cucina ci si ama. Certo. Ci si ama per preparare i piatti, ci si ama per Poi, degustare. Bruno, la cucina è amore, la cucina è musica, la cucina è arte, la cucina è passione, la cucina è emozione. Pensa quante cose ti dà la cucina, mie care signore. E pensa quante cose vi potrà raccontare con noi l'amico Armando Zanotto. Ciao Armando. Ciao Bruno. Come stai? Bene e te? Tutto bene. Bene, tutto bene, bene. Settimana è andata bene? Sì, grazie. Ecco, io mi preoccupo sempre che Armando stia bene, che ne vada bene la settimana. Anche perché sennò dopo non posso venire a farvi a dare ricette. Sì, ma non sta a preoccuparti, vengo a trovarti in letto. Se te sta male, vengo là e faccio la stessa trasmissione. Bene, grazie. Ma non succederà mai. Dai. No. E senti un po', la grande fantasia che ti fa sognare anche di notte il cibo, ma quando ti svegli al mattino, ogni mattina magari metti giù qualche appunto nuovo? Sì, diciamo dipende dalla giornata, ci sono delle giornate che ovviamente nella mia mente c'è sempre qualcosa da fare a mangiare. Ora magari mi alzo una mattina, mi viene un'idea, la pratico subito, se no gli ingredienti vado a prenderli e dopodiché mi cimento in cucina e la pratico, oppure prendo degli appunti e poi a sua volta realizzo questa cosa che mi è venuta in mente. Vi ricordo una cosa, che Armando Zanotto ha gestito per parecchi anni, il ristorante Tre Panocce, che è una delle eccellenze del nostro territorio, e l'ha sempre fatto con grande passione, ha sempre fatto i pienoni, perché lui ha vissuto il suo mestiere come una missione, più che, cioè, oltre alla passione, come una missione, non come una fatica, e questo bisognerebbe farlo, affrontare tutti i lavori, tutti i mestieri con questa filosofia, perché veramente, altrimenti non si tira fuori qualcosa di buono. Lui perché ha scritto dei libri? Ha scritto dei libri di poesia in cucina, perché viene fuori dalla sua passione e dalla grande pazienza della Ave, diciamolo pure. Anche Ave è mia moglie, quindi anche quello è un contributo che mi dà. È stato straordinario. Oggi non gestisce più dà qualche consiglio a Tre Panocce, ma Tre Panocce, scrivo libri pure, continua ad esserci il locale Tre Panocce, che va molto bene. Chi c'è? Tino adesso? Tino che gestisce, e quindi allora lo inviteremo un giorno, oppure andremo lì ai fornelli, a vedere come fa da mangiare. Facciamo quello. Anche quello può essere una cosa interessante. Allora abbiamo divagato un momentino prima di tornare alla ricetta del giorno, e che oggi è l'anguilla in umido alla trevigiana. Ecco qui, mie care signore, ingredienti ovviamente sempre per 4 persone, che poi se siete in 2 dividete per 2 gli ingredienti. Qui è molto importante trovare le anguille. Oppure ci invitano noi 2. Fanno sempre per 4. Sì, esatto. Oppure trovare, ecco qua, l'anguilla è importante che sia magari qui del Piave, che se fa fatica a trovarle, bisogna che venga su un po' di acqua forte, allora si trova le bisate nel Piave. Ecco, bisogna dirglielo, che l'anguilla, non stai a pensare chissà cosa che sia, ma è una bisata. Bisata un po' più grossa. Più grossa, vero? Sì, esatto. Sì. E quindi questa anguilla, se si trova del Piave o del Sil o dell'Ivenza, sarebbero le bisate più buone, che ha un verde un po' sul scuro, sarebbero le più buone, le più speciali. Quindi per 4 persone fate 16 pezzi di anguilla, vi fate tagliare magari dal vostro pescivendolo, una cipolla, 3 cucchiai di prezzemolo, un spicchio d'aglio, dopo trovi un 6 cucciari di salsa pomodoro, un vasetto di pelati, che viene meglio, quindi mi si cucina il pomodoro pelato assieme all'anguilla, e quindi questo è importante anche questo per il pomodoro. E poi un 4-5 cucciari di olio extravergine di oliva,
un bel bicchiere abbondante del vin bianco secco, se è prosecco con le bollicine meglio perché dà una grinta al piatto migliore. Ma messo dentro in che momento? Adesso ti spiego il procedimento. Sì, capirlo. E un po' di burro e 3 foglioline di aloro fresco e una presetta di pan grattà e sale e pepe. Procede in questa maniera: pulì l'anguilla e la in acqua con l'aceto per togliere tutta la parte viscida che ha, che quindi quella è importante. Come ho detto che si è tagliata a 5-6 centimetri. La parte viscida perché ha le anguille che serve per camminare, perché le esatto, gambe non le va. Esatto. E il male ti scivola dalle mani. Ecco, quindi una volta che aveva la pulita così, la passai alla farina 00, la passai alla farina e una padella capace, la fe che mette l'olio e mi ha fatto rosoare ambo le parti. Qua è rosoada che mette la cipolla finemente tritata e mi ha bagnato col vin, ecco qual è il momento del vin bianco, mi ha bagnato col vin bianco prosecco. Deve essere ben calda la padella. Che quindi abbiamo tutti questi bei pezzi dorati, mette il prezzemolo e subito dentro il prezzemolo mette il vin bianco. Sto vin bianco che mette, vi consiglio di metterlo, sto vin bianco che mette dentro anche i pomodoro pelati dolcemente con la mano, li stringete, che venga come una piccola purea e mette dentro nel vin. Un segreto che non l'ho detto è il disegno. Messi nel vin? Sì, metti nella ciotolina del vin che mette dentro così, che dopo versiamo. Ecco, questa non la sapevo. E assai bel, questo è un sistema che usano una volta i vecchi, perché i pomodori era nell'orto, li mangiava tutti per insalata perché era fame e quindi non faceva tante elaborazioni. Metteva via un po' di conserva fatta dal pomodoro, però se magari ricordate i vecchi sistemi, il concentrato di pomodoro che si trova in tubetti, che è ancora esistente, quello nell'anguilla è importante. Che metteva, calcolate, 2 cucciarine da caffè deconcentrato, che fuori dal tubetto, e dopo lo scioglie nel vin e mescoli tutto bene, e dopo che butta dentro i pelati. Mi raccomando, il concentrato, sceglierlo bene, che costa €1 di più, ma che sia buono. Ma è buono, dopo che la serè, è buono per fare altri condimenti. Praticamente quando che viene detto che la bisata è ben rosolata, che mette la cipolla, il prezzemolo e versi subito questo pomodoro col vin e col concentrato, abbassi il fornello, la cottura del fornello, che mette dentro, che condì con sale e pepe, che mette dentro i tocchetti di burro e mi ha fatto cucinare pian pianin, querta con un quercio, pian pianin per un 15-20 minuti, finché il sugo sia ristretto. Se si ristringe in massa, non state paura, sei generosi che mette in atto il giossetto di vin bianco. A questo punto l'anguilla sarà pronta per essere degustata e venirà servita o con la poenta brustolata o con una bella poenta fumante saltata su un tagliere che tutti si taglia a fette, ma no, che poenta scivolosa, che poenta sostenuta, mi caro. E se un mangiare questa baffetta ti tagli con le mani dolcemente. E manca ti metti solo... ti attocci e addirittura non occorre neanche la forchetta per mangiare. Allora, a questo punto se è pronto, noi altri vi dovremo assare, vi manca solo una roba, invitarne a mangiare l'anguilla. Quindi noi siamo qui. Armando, ciao, vi auguro buona giornata e buon appetito, a tutti. Ciao. Grazie.